Agrigento, Francesco Rao e Salvatore Moribondo, promotori di 2 raccolte fondi per l'ospedale di Agrigento in emergenza coronavirus, sulla piattaforma GoFundMe hanno già raccolto oltre 12.000 euro e hanno al mattino di oggi incontrato il sindaco Firetto. Ragazzi, buongiorno a tutti, sono Francesco Rao. Io sono Salvatore Moribondo. E io insieme ai miei amici. E io insieme ai ragazzi della mia Lega Fantasan. Come sapete, ieri abbiamo istituito 2 fondi GoFundMe che hanno già raccolto più di 12.000 euro. Siamo appena usciti dall'ufficio del sindaco, con il quale abbiamo discusso sul trasferimento di questi fondi. Il sindaco ci ha riferito che non è possibile farli arrivare direttamente nelle casse dell'ASP, in quanto quest'ultima riceve denaro solo ed esclusivamente dalla regione Sicilia. Però una soluzione sarebbe far arrivare questi fondi all'ASP tramite l'acquisto dei beni, come mascherine o microchip per terapia subintensiva, e come sappiamo il nostro ospedale San Giovanni di Agrigento ha molto bisogno in questo periodo. Ragazzi, non ci resta che ringraziarvi tutti per aver donato, continuate a donare. Vi ringraziamo ancora. Vi ringraziamo ancora, vi terremo aggiornati, vi faremo sapere e buona giornata a tutti.